Eccoci cari telespettatori, come sempre con voi in diretta. La vita è preziosa, cerchiamo di viverla al meglio. Questo potrebbe essere un po' il motto che ci accompagna nei nostri consueti appuntamenti con il team di Vita Preziosa, naturalmente supportati dall'immancabile dottor Riccardo Saetti, ben ritornato qui con noi, dottore. Grazie. Che è direttore scientifico di Vita Preziosa, è membro dell'American Academy Medicina Anti-Invecchiamento, e questa settimana, la volta precedente, c'era stata una psicologa che ci aveva illustrato alcuni aspetti molto importanti che devono essere supportati in un percorso di progressivo invecchiamento che avviene ogni giorno anche in chi ha 20 anni, attenzione, fatto nel modo più consapevole e migliore possibile. Questa volta invece abbiamo il dottor Alessandro Arcaro, nutrizionista clinico. Buongiorno. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Allora, il tema, ve l'avevo preannunciato, riguarda le donne ma anche i signori che sono vicino alle loro compagne, quindi devono essere a conoscenza di certi fenomeni del tutto naturali che però la moderna scienza, ricerca in ambito biomedico aiuta ad affrontare nel modo migliore. Parliamo della menopausa. Allora, quando scatta questo famoso passaggio nella menopausa, e soprattutto che cos'è la menopausa concepita in termini moderni, che cosa avviene, quali sono i cambiamenti che accadono nel corpo, nell'organismo femminile, non solo a livello fisico, biochimico, ma anche psicologico. E come soprattutto, a fronte di domande che ci sono pervenute da nostre telespettatrici, è possibile rallentare con una dieta più idonea possibile, con un certo stile di vita, oppure anche con l'assunzione, se questo non fa male alla salute, sarà anche il dottor Saetti a darci delle spiegazioni, di eventuali farmaci o terapie ormonali, ritardare il più possibile questo passaggio che viene vissuto da molte donne in modo traumatico, e deve essere vissuto in modo traumatico nel momento in cui una donna ha realizzato quel che doveva realizzare, cioè magari ha già avuto dei figli e quindi ha già coronato determinati sogni, oppure tutto sommato, nonostante ci troviamo nel 2012, c'è ancora un ma e un se. A lei la parola, dottor Saetti, ci racconti cos'è la menopausa, anche perché lei poi viene da convegni negli Stati Uniti, quindi è aggiornatissima, e negli Stati Uniti ci arrivano le ultime novità, dove le statunitensi li prendono tutto con grande propensione, qui invece da noi ci sono dei problemi di non poco conto, vero? Ma sicuramente, adesso intanto premetto che il taglio che cerchiamo di dare oggi non è la menopausa, ma la menopausa nei suoi legami con il corso della vita, la lunghezza della vita e la malattia. Non siamo qui per sostituire il ruolo dei colleghi ginecologi con cui siamo amici e collaboriamo strettamente. No, ma l'abbiamo già affrontato con loro questo tema. Esatto, per vedere la menopausa proprio come fenomeno globale nell'arco di tutta la durata della vita. Abbiamo anche alcune immagini che chiedo alla regia magari di mandarci, che possono aiutarci. Diciamo intanto queste tre paroline chiave: una svolta, sicuramente lo è, un'opportunità, e scopriremo insieme che lo è, e anche una responsabilità. Questa parola forse in questo momento stupisce, invece poi avrò modo di spiegare perché la menopausa per ogni donna è anche una responsabilità. Possiamo andare avanti e diciamo che cos'è da un punto di vista fisiologico la menopausa. La menopausa fondamentalmente è in primo luogo un fatto fisiologico, cioè vuol dire non ha niente a che vedere con aspetti di malattia. È una cosa che succede naturalmente a tutte le donne, e succede quando, per semplificare le cose, viene a terminare la funzione dell'ovaio. L'ovaio, tutte le donne lo sanno, è un organo bilaterale, ce ne sono due, una a destra e una a sinistra, che contiene fino dalla nascita alcune migliaia, 1000-2000 ovuli, che sono destinati, se fecondati, a diventare poi figli. Questi ovuli con una cadenza circa mensile, per un arco di vita che va da poco più di 10-12 anni fino ai 50-52, con una variabilità che può essere maggiore, per cui per circa 35-36 anni ogni mese ne scende normalmente uno per essere disponibile alla fecondazione maschile. La menopausa è quel momento in cui, dopo aver fatto scendere circa, a seconda della durata, 400-500 uova durante il corso della sua vita fertile, questa funzione cessa, la donna smette di. Questa cosa apparentemente
non è soltanto in realtà terminare la dotazione di uova, ma è anche chiaramente tutta una serie di modificazioni a livello fisico, metabolico, ormonale. L'organismo in qualche modo cambia. E ormonale vuol dire anche psicologico. Ormonale vuol dire anche psicologico, perché come tutti sapete gli ormoni hanno un legame estremamente stretto un po' con tutte le funzioni dell'organismo e vengono comunque sempre pilotati dal cervello. Certo. E a loro volta influenzano il cervello. Le modificazioni ormonali sono tante, qui ce ne sono solo le 3 più importanti: la diminuzione degli estrogeni, lo stop della produzione ciclica mensile di progesterone, che è l'ormone che preparerebbe a un'eventuale gravidanza, e infine l'aumento dell'FSH, che è quell'ormone che il cervello secerne per tentare di stimolare l'ovaio. Vedendo che l'ovaio si addormenta, il cervello per un po' tenta di stimolarlo producendo FSH, poi la cosa chiaramente non produce nulla e certo, va a spegnersi naturalmente. Questo diciamo da un punto di vista di fenomeni. Poi a livello dell'organismo alcune cose cambiano, una di queste è il metabolismo dell'osso. In alcuni casi, non tutti fortunatamente, ci sono donne che hanno una perdita di componente minerale dell'osso, che nei casi più gravi può diventare osteoporosi, non sempre per fortuna. E poi ancora altre modificazioni, possiamo scorrere anche rapidamente queste diapositive che seguono, modificazioni a livello del tessuto muscolare, che in generale della distribuzione corporea del grasso. Adesso questa figura chiaramente è un po', cerca di essere simpatica. Tranquilla, chi non è in queste condizioni non necessariamente lo diventa. Per fortuna non è così per la maggior parte delle donne. Modificazioni della termoregolazione, molte donne hanno sperimentato il fenomeno delle vampate di calore, che anche queste non sono in tutte, ma chi le ha avute sono un fenomeno che può dare un certo fastidio. E poi ancora, andando avanti, altre modificazioni, come diceva la dottoressa, il tono dell'umore sicuramente può cambiare, e anche a volte il ritmo e la qualità del sonno. E questo fenomeno è legato in parte alla menopausa, in parte a un progressivo fenomeno di leggero peggioramento della qualità del sonno, che in tutti, uomini e donne, man mano che si va avanti nell'età, spesso interviene, ecco, e su cui comunque si può agire e lavorare. Perfetto, ecco, si può agire e lavorare su questi fenomeni, quello che tante donne si chiedono. Diminuzione della libido, un altro aspetto che può preoccupare. Può preoccupare, ma due buone notizie. La prima è che non interviene in generale in tutte le donne, e comunque anche la libido, come tutte le funzioni, hanno sia una componente biologica ormonale, ma anche una componente psicologica, e sta alla bravura e alla maturità all'interno di una coppia di generare, diciamo, saper generare anche nuovi stimoli per ritrovare, ma diciamo che comunque è un fenomeno che non è così drammatico come si tende a pensare. Comunque ci sono dei cambiamenti. Questi cambiamenti sono posticipabili, rinviabili o affrontabili nel modo meno impattante possibile, anche l'aumento ponderale, insomma ci sono tante situazioni che vengono a modificare alla luce delle recenti ricerche, che purché abbiano un fondamento che le reputa idoneo ad essere divulgato, perché poi si sa di tutto e di più. Assolutamente, sì, anche questa è una cosa da dire, e negli Stati Uniti si fa moltissima ricerca, e molta di questa ricerca è fatta seriamente, produce delle interessanti nuove conoscenze. Però l'America è anche il paese delle mode, dobbiamo stare molto attenti. Quando noi andiamo in congressi internazionali cerchiamo di portare a casa il meglio, ma anche di filtrare tutto quello che ha una consistenza scientifica, che è supportato da studi, e cerchiamo invece di lasciare un attimo lì quelle che sono mode, perché sarà il tempo a dire se sono ragionamenti durevoli ed efficaci o se sono soltanto frutto magari della smania da parte di chi eroga salute o di chi la vuole ricevere a tutti i costi, ma che poi magari si rivela essere tempo perduto. Questo è un aspetto importante, ogni cosa va vagliata. Quando si parla di fenomeni che comportano un arco lungo di anni, occorrono molti anni per essere studiati. Non si può in 3 mesi o in 6 mesi fare uno studio scientifico serio per valutare un fenomeno che abbraccia un arco di anni.
per cui solo gli studi dove c'è stato un serio investimento, magari un supporto statale, un supporto di organizzazioni serie e credibili anche dal punto di vista dell'erogazione di fondi, eccetera, produce risultati credibili. Gli studi estemporanei per vendere una pastiglietta o sono da guardare con estrema attenzione. Ogni tanto magari ci prendono per caso, ma occorrono i dati seri. Questo per caso, esatto. Cioè non è che ci piace molto. No, non ci piace, infatti. Comunque diciamo che se la domanda interessante, si può fare qualcosa per ritardare la menopausa, io darei una risposta leggermente provocatoria, e cioè direi: io non farei nulla per ritardare la menopausa, che è un fenomeno naturale, ma farei tutto il possibile per ritardare gli eventuali effetti negativi sulla salute della menopausa. E quindi il vostro team può aiutare in questo percorso? Sì, diciamo, noi come esperti di medicina della longevità cerchiamo di concentrarci su tutti quegli aspetti che nell'arco degli anni tolgono salute e su tutti i modi che esistono, naturali e terapeutici se necessario, per conservare e preservare gli organi dalla minaccia di evoluzioni troppo rapide o troppo negative della salute degli organi. Certo. Per esempio il ragionamento che si faceva, poi qui credo che il collega dottor Arcaro... Sì, ma adesso infatti ci arriviamo, aspetta. Di preservare, se possibile, una buona condizione di peso nell'arco degli anni che vanno a cavallo della menopausa è un aspetto importante. E infatti questo è anche un aspetto che molte volte preoccupa giustamente le donne. Hanno avuto magari un periodo che nonostante le gravidanze sono riuscite a riprendere la forma fisica eccetera, l'aumento ponderale, l'aumento di peso, l'ingrassare, perché la massa muscolare viene meno, certo. E ai noi. Quindi bisogna cambiare stile di vita in certo qual modo. Cambiare stile di vita, da un lato vedremo dal punto di vista motorio che cosa sarebbe necessario, dall'altro dal punto di vista alimentare, della dieta. Che cosa succede necessariamente? Ci si aumenta di peso, oppure che cosa introdurre nella dieta e che cosa evitare? Allora, la domanda è interessante, è una domanda semplice, però voglio dire è agli occhi di tutti quello che succede. Le cause principali di un aumento ponderale in menopausa devono essere ricercate innanzitutto su più fronti, come spesso accade in medicina. Abbiamo un aspetto biologico, metabolico, ormonale che è legato evidentemente al calo degli estrogeni che non vengono più prodotti. E questo comporta, oltre a una ridotta mineralizzazione dell'osso, oltre a cambiamenti a livello lipidico, quindi un aumento dei trigliceridi, una riduzione del colesterolo buono e un aumento del colesterolo cattivo, inevitabilmente anche una riduzione del livello degli estrogeni determina una diversa distribuzione del tessuto adiposo che diciamo, dalle sedi periferiche a livello dei fianchi e dei glutei, che sono sedi tipiche della donna, della costituzione femminile, tende a distribuirsi più a livello centrale tra i visceri e di conseguenza si mette sulla cosiddetta pancia o pancetta. Questo anche perché parallelamente ad una riduzione degli estrogeni assistiamo ad un aumento degli androgeni ed un aumento del cortisolo. Questo tipo di grasso, a differenza del grasso periferico, che è un grasso benigno, funzionale, sano, in quanto finalizzato a portare avanti la gravidanza e l'allattamento, è un grasso più cattivo, è un grasso che non fa bene, per il semplice fatto che si correla fortemente a quella che poi viene definita sindrome metabolica. In definitiva aumenta la pressione arteriosa, aumenta il livello di trigliceridi, di colesterolo, aumenta il rischio cardiovascolare in genere. Non solo però dobbiamo considerare aspetti di tipo biologico, organico, ma aspetti anche legati alla sfera psicologica, sociale e culturale. È un cambiamento naturale, fisiologico, comunque delicato per la donna. Qui è molto importante il ruolo dell'attività fisica come prevenzione. Infatti, da una parte si assiste inevitabilmente ad una riduzione del metabolismo basale. Cos'è il metabolismo basale? Non è altro che la benzina che una macchina accesa ferma ad un semaforo rosso consuma. Quindi è l'energia che il nostro organismo in definitiva utilizza, consuma per il solo fatto di rimanere in vita. Diminuisce questo benedetto metabolismo basale per il fatto che, come diceva lei,
si ha una riduzione inevitabile della massa magra, che, ecco, attenzione, non è solamente massa muscolare, però prevalentemente è muscolo oltre che osso. E il muscolo è un tessuto attivo, metabolicamente attivo, che a riposo consuma. Che anche a riposo consuma, questo è molto importante. Certo, per cui una persona, non necessariamente uno sportivo, ma che comunque conduce una vita attiva, ha sicuramente un tessuto muscolare che quando è seduto in scrivania, è a riposo o addirittura è a letto, consuma. Il tessuto adiposo ha essenzialmente una funzione di riserva, è praticamente inerte a livello metabolico. Ecco, ma nella dieta si sente un po' di tutto e di più, e rispondendo anche a un'altra telefonata che era arrivata di una signora che diceva: io guardo su internet, qui si apre gli orrori di voi medici, e ho scoperto che devo mangiare tantissima soia e tanti altri alimenti, eccetera. È vero questo? Non è vero? Quindi nella dieta bisogna introdurre certi alimenti che magari prima si potevano trascurare, oppure no? Perché il fai da te porta ad avere informazioni che molte volte sono contrastanti, oppure il passaparola, no? Nei blog dicono che questo sostanzialmente ci arrivano come questo notizie. È un problema annoso per quanto riguarda noi dietologi. Purtroppo abbiamo grossi danni, i danni non li abbiamo noi, li ha il pubblico, li ha praticamente la gente che è subissata letteralmente ormai da anni dai media di disinformazione. Sì, allora, se la domanda è se esiste una dieta specifica per la menopausa, la risposta è no, se per dieta dobbiamo intendere uno schema dietetico basato su un quantitativo di calorie, su una grammatura o su un'assoluta scelta di particolari alimenti. Da un punto di vista senz'altro qualitativo devono essere privilegiati alimenti ad alto contenuto di calcio, sappiamo tutti i latticini, il latte, i derivati che quindi contengono. Questi possono essere presi, ecco, ma rispondendo non solo, alla signora che ha chiamato, sì allora il calcio, non eliminare i formaggi e i latticini, quindi assolutamente. Non è che uno debba assumere formaggio dalla mattina alla sera 7 giorni su 7, inevitabilmente il colesterolo si innalza, però certo. Assumere distribuendo nell'arco della settimana una porzione di secondo in quantità adeguate sotto forma di latte e derivati è opportuno. Calcio comunque, ecco, attenzione, che non è presente solamente nei formaggi, è presente nei legumi, è presente nella frutta secca, nelle noci, che peraltro contengono anche acidi grassi essenziali, gli omega 3, che sono benefici con proprietà non solo antinfiammatoria, ma tendono anche a ridurre attraverso particolari vie metaboliche quelli che sono i livelli di colesterolo cattivo, ridurre i trigliceridi ed aumentare il colesterolo buono. Ma anche nella verdura, nei broccoli, nei cavoletti di Bruxelles, nel tuorlo dell'uovo, 4 uova alla settimana non alzano il colesterolo di 1 grammo, un paio di uova come secondo è una valida alternativa. È una... L'acqua, ecco, l'acqua di rubinetto, controllatissima, sicurissima, economica. Bere. Contiene tanto calcio, almeno l'acqua di rubinetto delle nostre parti, del Veneto, per cui bere molto e spesso acqua di rubinetto può essere anche questo un'importante fonte di calcio. Contiene molto calcio, un'acqua certo, che lo vediamo aiuta. Gli aloni che sì, l'acqua lascia nelle pentole oppure nei bicchieri. Assolutamente. Piuttosto quindi preferirla, l'acqua del rubinetto, visto che contiene molto calcio, anziché l'acqua in bottiglia a questo punto, che magari può esserne più preferire povera. Potrebbe essere un messaggio che può essere una valida soluzione, perché voglio dire... E fa anche risparmiare. Fa risparmiare, è sicura, ipercontrollata per legge. Perfetto. Prima di andare in pubblicità, soia sì o soia no? Perché questo chiedeva la signora. Allora, dosi massicce di soia, perché poi c'è il problema degli organismi geneticamente modificati. Certo, e la soia peraltro è uno degli organismi geneticamente modificati molto importante. Molto importante, ecco, da un punto di vista. Sì, la soia è un legume che, a differenza dei legumi nostrani, fagioli, piselli, ceci, lenticchie, contiene ancor più un'elevata quantità di proteine, un 35% contro un 20-25% dei fagioli. Non solo tante proteine, ma anche lipidi, 18%, la fosfatidilcolina, la famosa lecitina di soia, è un ipocolesterolemizzante.
Quindi proteine a valore biologico elevato, assimilabile a quello della carne. La soia è appunto una leguminosa, è una pianta tipica delle regioni orientali, della Cina e del Giappone, lì ne fanno largo uso, e ha delle proprietà benefiche se vogliamo appunto considerare la soia e appunto i fitoterapici, i fitoestrogeni in essa appunto contenuti, proprietà benefiche come terapia ormonale sostitutiva alternativa a quella che è la terapia ormonale sostitutiva di sintesi, il classico cerotto transdermico, la pillola, i dispositivi. Quindi può essere un'alternativa. Isoflavonoidi di soia, non solo la soia come fitoterapico, ma sono state individuate circa 300 piante allo stato attuale che contengono isoflavonoidi e lignani, adesso senza scendere nel tecnico. Certo. Sono sostanze di origine vegetale che a tutti gli effetti agiscono come farmaci, il trifoglio rosso, la cimicifuga racemosa, il luppolo che è un componente molto importante per la produzione della birra, ne conferisce il sapore amaro. Da secoli sono note le proprietà sedative, ma contiene anche isoflavonoidi, fitoestrogeni. E no, non ubriacatevi di birra, per carità. Certo. Allora, es modus in rebus. Pubblicità, poi torniamo ancora insieme. Rieccoci. Penso che abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Da dove chiama? Chiamo da Aviano. Sì, prego. In provincia di Pordenone, ovviamente, no? Sì, certo. Io volevo chiedere al nutrizionista, non si sente mai parlare della vitamina K per tutti coloro che hanno problemi, che fanno l'INR, fanno la terapia anticoagulante, praticamente. Tutto coloro, le verdure, le carni, sono un po' emozionata. Non si preoccupi signora, con tranquilla. la vitamina K, che contengono vitamina K, interferiscono, per esempio, faccio il nome del farmaco? Sì, può farlo. Ecco, sì. Io ho tramite computer, però non ci sono tante cose. C'è qualche libricino che specifica tutte le verdure, per esempio peperoni, melanzane, citrioli? Sì, non riesco a trovarle. No, infatti, ma lei tra l'altro ha fatto l'osservazione, guarda su internet e la compari di tutto e di più. Meglio avere una validazione scientifica certa che non navigare nel vasto mondo della volta della malinformazione. No, ma basta guardare sul Coumadin, per esempio, c'è scritto tutto a livello proprio farmacologico, per dire. Certo. Sentiamo grazie signora. Adesso vediamo di darle anche una risposta, dottor Sai. Sì, prego, dica, scusi. Prego? Deve dire un'altra cosa? Deve chiedere un'altra cosa? No. Benissimo, grazie signora. Metto giù e ascolto per televisione? Sì. Ok, grazie. Chi di voi due vuole rispondere? Semplicemente vitamina K contenuta nelle verdure verdi a foglia larga in grande quantità. Verdure verdi, quindi a foglia larga, queste le broccoli, lattughe. Cavoletti di Bruxelles, lattuga. Il messaggio che mi sentirei di dare, molto spesso questa domanda mi viene rivolta, è quella di cercare di non evitare in maniera assoluta l'assunzione di questi alimenti, semplicemente di limitarne la quantità e di mangiarne semplicemente ogni tanto senza demonizzare. Perché contiene questa vitamina K che va a interferire? Va praticamente ad interferire con l'azione del farmaco, di questo anticoagulante che è il Varfarin. Hai capito. E quindi, peperoni, melanzane, come fa la signora? Dove può avere informazioni un po' più scientifiche al riguardo? Dove è contenuta la vitamina K in altri ortaggi, legumi e quant'altro? Essenzialmente sono appunto le verdure che abbiamo nominato le principali. Quindi signora foglia verde larga, ecco. Quindi questa è la... Comunque sì. Se Riccardo vuole aggiungere? Ma volevo semplicemente aggiungere una cosa. Normalmente chi fa terapia anticoagulante la fa perché esistono delle condizioni, diciamo, sistemiche che coinvolgono anche altri organi e apparati normalmente e questo significa che spesso e volentieri ci possono essere in concomitanza altre condizioni patologiche che stanno legate o anche non legate, ma spesso legate alla necessità della terapia anticoagulante stessa.
e per cui in questo caso probabilmente questo è il classico caso in cui il fai da te probabilmente è da sconsigliare, ed è utile in questo caso rivolgersi a un medico o a un dietologo clinico che abbia la capacità di connettere tra di loro tutte quelle avvertenze alimentari non solo derivate da questo aspetto, ma degli altri aspetti legati alla patologia che si ha. Assolutamente sì. E poi, come giustamente diceva anche il dottor Arcaro, attenzione perché ci sono tante erbe, noi abbiamo parlato di numeri impressionanti, tante anche di carattere officinale, che a volte vengono prese con grande leggerezza perché in erboristeria eccetera, ma possono avere degli impatti con delle cure farmacologiche di non poco conto, addirittura inficiarne l'effetto. Ecco, è importante appunto il ruolo che ha la fitoterapia. Nella fitoterapia i farmaci sono titolati, parlo proprio di farmaci, non a caso. I fitoterapici sono farmaci a tutti gli effetti. Questo è importante saperlo. Per cui un farmaco fitoterapico deve essere prescritto naturalmente da un medico che deve porre delle indicazioni, basarsi su una visita medica prima di tutto, considerare le possibili controindicazioni e voglio dire, questi farmaci devono essere conosciuti, devono essere prodotti da un'azienda seria, con opportuni controlli dove si conosca precisamente la provenienza del principio attivo. Per cui attenzione con erbe e erbette che con una certa facilità possono essere reperibili sotto casa. Perfetto, grazie di questa precisazione che è anche molto importante per avere conoscenze ben precise. Fattore genetico, dottor Saetti, è collegato quindi a una vita più lunga delle donne, il fattore della menopausa, insomma questo cambiamento anche di metabolismo? Sicuramente sì. Allora, anche qui se la regia mi dà una mano con il secondo blocco di diapositive, forse riesco a essere ancora più sintetico. Eccolo qua. La risposta è, esatto, la menopausa che relazione ha col punto di vista genetico-evolutivo? Ce n'è uno importantissimo, che è questo. Voi tutti sappiamo che i nostri geni si sono selezionati nell'arco di millenni e si sono selezionati chiaramente perché si sono riprodotte sempre le specie capaci meglio di sopravvivere all'ambiente. Vediamo la successiva, in cui si vede abbastanza bene che i nostri progenitori trisavoli hanno dovuto lottare contro un ambiente molto difficile per sopravvivere. In questo ambiente molto difficile riusciva a riprodursi chi non moriva prima di riprodursi. Soprattutto riusciva a riprodursi se la donna, possiamo vedere la prossima, aveva la capacità di arrivare sana al momento della gravidanza e ad avere figli, e anche rimanere viva a sufficienza, sana e viva a sufficienza per svezzarli, perché a differenza di altre specie dove i figli appena nati sono già indipendenti, nella specie umana i figli hanno bisogno della mamma per qualche anno prima di poter vivere una vita indipendente. Questo significa una cosa molto interessante, ovvero che secoli e millenni dopo millenni la nostra razza è la figlia o la nipote o la pronipote di questa donna, certo, così robusta da saper arrivare a questo, per cui le donne di oggi, le donne che sono qui con noi oggi, sono le discendenti della razza tra tutte quelle possibili, più robusta, più longeva, più protetta dalle malattie, e questo ha fatto forse anche sì, questo è una forse delle cause per cui la scienza pensa che la donna viva mediamente circa 8 anni in più dell'uomo, perché ha dovuto affrontare una lunga battaglia genetica e selettiva per arrivare fino ad oggi. No, vabbè, una domanda che mi viene solo una curiosità, ma i figli in provetta, i figli di selezioni e di inseminazione assistita perché la madre non è in grado di procreare, non hanno, cioè bypassano questa selezione o no? No, sfaterei questa paura, non è così. Per il momento quella permessa dalla legge è semplicemente una tecnica per far incontrare il proprio gamete con il gamete della donna e per superare ostacoli di carattere tecnico come la chiusura di una tuba o una patologia dell'ovaio che non consente una adeguata maturazione del follicolo in tempo per farlo scendere ad ogni ciclo mestruale. Per ovviare a queste due patologie, che sono le più frequenti cause di infertilità femminile, ce n'è anche una maschile ma è percentualmente meno di... Per ovviare a questo esistono delle tecniche per riuscire a far incontrare nel luogo e nel momento giusto i gameti, ma non vanno a alterare nulla della genetica. Le tecniche di fecondazione sono
un mondo, a tutto un mondo, ma che non influiscono sulla genetica. Per fortuna la genetica non c'è. Invece vorrei... un attimo, sono interessanti le linee guida sì. di Vita Preziosa, ma perché non vengono adottate dai nostri medici? Sapete che risparmio ne godrebbe lo Stato? È una domanda difficile, non vorrei... cioè, voglio dire... Mantova, Filippo da Mantova. Mantova. Al signor Filippo direi che verrebbe la tentazione di fare politica, ma non siamo qui per fare politica. Diciamo che sicuramente, piano piano in tutto il mondo la mentalità sta cambiando. In alcuni paesi, forse più pragmatici di noi italiani, è cambiata più in fretta. In alcuni paesi le assicurazioni costano meno per chi fa dei programmi di longevità fatti seriamente in centri seri. In Italia questo ancora non esiste, ma ci avviamo, spero, siamo tutti fiduciosi che l'Italia poi, un po' perché gli piace copiare gli altri, un po' perché poi arriva, dopo avere magari speso più parole di altri, io sono abbastanza fiducioso che succederà anche qui. Salve, ho 58 anni, da 8 in menopausa. Vorrei per cortesia sapere come mai di notte ho sudorazioni abbondanti e profuse. Grazie Lara. Anche questa risposta fa parte di quel famoso corredo che abbiamo così molto velocemente illustrato prima. I disturbi della termoregolazione sono tipici della menopausa. Le cause sono abbastanza complesse e per periodi anche lunghi la scienza non ha trovato un unico meccanismo, però diciamo che il dato di fatto è che sia la vampata di calore durante il giorno, sia il disturbo della termoregolazione di notte che fa sì che si debbano improvvisamente togliere le coperte e poi dopo ritornare a rimetterle durante la notte, il che non migliora sicuramente la qualità del sonno, è un fenomeno diffuso. Anche su questo esistono delle terapie anche di tipo fitoestrogenico, anche naturale, che possono migliorare questo fenomeno, non sempre eliminarlo del tutto, ma a volte migliorarlo. E a questo proposito abbiamo parlato di terapie ormonali, quindi seguire la paziente come voi fate con questi percorsi studiati, strutturati ad persona, me lo ricordiamo perché sono tutti molto personalizzati, con delle terapie ormonali sostitutive, sono validi? Allora, la terapia ormonale sostitutiva è una terapia che negli ultimi anni ha fatto molto discutere. Ha fatto discutere perché sono indubbi, assolutamente indubbi, tutta una serie di suoi benefici, sia sul metabolismo dell'osso, sia sul metabolismo del muscolo, ma soprattutto nella protezione cardiovascolare, perché l'estrogeno è uno dei principali, ormai riconosciuto, fattore protettivo delle malattie cardiovascolari. La paura è stata determinata dal fatto che in alcuni studi condotti in alcuni paesi si è riscontrato un aumento statistico, non ancora provato del tutto, ma forse in qualche modo esistente, di qualche tipo di tumore, per esempio a livello dell'utero, dell'endometrio, del tessuto muscolare dell'utero e forse dell'ovaio. In alcuni casi è stato detto anche della mammella, in altri casi addirittura invece è stato detto un fattore protettivo. Gli studi richiedono anni e gli studi che ci sono oggi a disposizione non sono ancora dati che debbano condannare, mentre invece i dati che abbiamo sulla vantaggiosità della terapia sono sicuramente sotto gli occhi di tutti. Quindi fare una terapia assistita secondo me la risposta è non la facciamo in maniera non a tutti e non comunque, perché ogni persona ha dei livelli di rischio diversi, però è un'ipotesi da prendere in considerazione con serietà perché dà benefici e da applicare dopo avere un attimo studiato con attenzione eventuali fattori di rischio che la controindichino. Se posso in volata aggiungere brevemente una cosa, la soia, quindi gli isoflavonoidi di soia, nella donna sembrerebbero ridurre l'incidenza del carcinoma al seno, tanto è vero che l'incidenza nelle donne asiatiche è inferiore rispetto alle donne occidentali. E nel maschio, sempre questi isoflavonoidi contenuti in queste leguminose, la soia e il trifoglio rosso, ridurrebbero l'incidenza del carcinoma del colon e della prostata nel maschio. Caspita, che non è cosa da poco, ecco, quindi sommato la soia a questo punto fa anche bene, ed è bene prenderla in considerazione. Può essere presa in considerazione, io dico sempre, non solo io, nutrizionisti avveduti, ecco, che l'importante è il giusto mezzo. Il giusto mezzo, esatto. Ecco, per spiegare alle nostre telespettatrici, che sono anche telespettatori che sono sempre molto attenti delle osservazioni che fanno, giusto mezzo cosa vuol dire? Un pugnetto nell'insalata messo così ogni tanto, ogni giorno? 60 grammi di proteine di soia, qui andiamo voglio dire, nello specifico,
sembrerebbe essere la dose che garantisce nello specifico, appunto, per quanto riguarda la terapia ormonale sostitutiva. Ogni giorno? Ogni giorno, 60 grammi di proteine di soia sono quelle che garantirebbero praticamente la riduzione del corteo di sintomi correlato alla menopausa. Naturalmente non è possibile stare lì. No, assolutamente. Ecco. Salve, volevo chiedere al professor Arcaro se la carne delle beccacce e dell'oca sono carni rosse o bianche. Grazie, Paride. Grazie per il professor Arcaro. Oddio, non vorrei essere preso in castagna, però si tratta di cacciagione, sono carni particolarmente ricche di ferro. Sì. Tu, Riccardo? Sì, direi di sì, forse è più rossa la beccaccia che l'oca, però in generale sì, diciamo che sicuramente, certo. La differenza in realtà è arbitraria, perché è indubbiamente rossa la carne bovina o suina, è indubbiamente bianca quella di una gallina di allevamento. Forse meno male la quella dell'oca. La cacciagione sta un po' a metà strada. Però se ci sono problemi... Attenzione all'acido urico però, a proposito, perché? Se vogliamo perché? Perché la cacciagione è particolarmente ricca di precursori che determinano poi a livello di sintesi metabolica la produzione dell'acido urico, tanto è vero che nel Medioevo che mangiavano essenzialmente carne, in particolare cacciagione, avevano gli attacchi di gotta. Ecco, quindi attenzione a non esagerare, una tantum. La gotta è la malattia causata dagli eccessi di acido urico. Sì. Comunque non ha allo stato attuale più senso parlare di carni rosse che sono migliori di carni bianche, perché comunque vi sono linee geneticamente selezionate di carni rosse che contengono acidi grassi saturi praticamente paragonabili a quelli delle carni bianche, per cui ecco, le cose stanno cambiando alla fine. Non è che la carne rossa sia meglio della bianca allo stato attuale. Sì, purtroppo dipende dagli alimenti, come delle bestie come vengono, che mangiano gli animali. Esatto. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, siamo vicinissimi alla chiusura, il tempo vola. Dottor Saetti, l'ultima tranche di informazioni utili. Poi naturalmente il consiglio è sempre quello, andate a Vita Preziosa, il team, il numero di telefono c'è 049 77 63 96 per avere poi una consulenza che è importantissima. Perfetto, allora sempre con l'aiuto della regia di qualche immagine, io vorrei concludere dicendo, dopo aver detto che le donne di oggi si sono selezionate nei millenni per essere le più robuste, si sono anche selezionate per un'ulteriore caratteristica, cioè negli ultimi millenni le società sono state capaci di prosperare laddove non solo le mamme erano capaci di accudire i bambini, ma l'intera società, compresi i nonni, sono stati in grado di fornire un efficiente livello generale di assistenza alle popolazioni, permettendo poi a chi era più giovane di lavorare, di andare a caccia, di produrre, eccetera. Questo significa che... Vediamo le immagini quindi dalla regia. Esatto. Questo significa, quando dicevo all'inizio provocatoriamente la menopausa è anche una responsabilità, è la responsabilità anche di un nuovo ruolo sociale, di un nuovo ruolo nell'organizzazione della società che ci permette, che permette alla donna di erogare un preziosissimo servizio all'intera popolazione, sia nel ruolo di mamma, sia nel ruolo di nonna, sia nel ruolo di moglie. E poi, diciamo, andando a concludere, molte donne scopriranno, perché stanno andando adesso in menopausa, chi c'è già lo scoprirà, che oltre a tutti gli aspetti negativi che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, di carattere clinico, in realtà la menopausa, credo, io non la posso aver vissuta come uomo, ma l'ho vissuta chiaramente in altri modi, no? Come membro di una famiglia e come membro di un'attività clinica. La menopausa è anche un momento interessantissimo sul piano di tutte le grandi scoperte che si possono fare, la riscoperta del proprio corpo in un nuovo modo, la riscoperta del proprio rapporto coniugale, sentimentale, psicologico con la famiglia e tutti in un nuovo modo, la scoperta di una nuova un nuovo bisogno di muoversi che, come dicevamo prima e come ha detto anche il collega dottor Arcaro, è importantissimo l'esercizio fisico come strumento di terapia, strumento che ci aiuta i nostri muscoli e le nostre ossa a rimanere giovani. Per cui la menopausa è un momento meraviglioso. Ed è con l'opportunità. Ed è un'opportunità. Certo. È un'opportunità ed è nuovamente una responsabilità, perché laddove
quel ruolo invece, l'aspetto più, chiamiamolo più negativo, più scuro del ragionamento genetico che facevamo, cioè non abbiamo più la protezione di certi ormoni, di certe cose dalla donna, così come anche all'uomo, cioè una certa la responsabilità di diventare il medico di se stesso, di diventare attento alla propria salute per fare con la propria coscienza iniziativa quello che la natura piano piano gradualmente sta facendo meno. Certo, quindi questo è importantissimo. Maggior movimento, dottor Arcaro. Maggior movimento, l'attività fisica è essenziale, è fondamentale, anche perché è molto importante, questo viene spesso sottovalutato o non ci si pensa, è molto importante perché costituisce una sorta di valvola di sfogo per quelle che sono le tensioni interne. Ecco, ormai quindi... nel 2013 siamo tutti stressati, questo evita, nello specifico nella donna in menopausa, di accumulare tensione psichologica. Evita anche poi di ricercare degli appagamenti, delle coccole, ecco, possono essere i dolci piuttosto che prodotti da forno, e si aumenta di peso. Perfetto, grazie ai nostri ospiti che sono intervenuti con noi in trasmissione, grazie naturalmente a tutta l'equipe, anche se non è qui presente, di Vita Preziosa. Il numero di telefono per avere informazioni lo avete visto in sovraimpressione sul teleschermo, noi li ritroveremo presto ancora con noi. Io vi lascio naturalmente adesso al nostro TG. Grazie, a domani. Grazie a tutti. Arrivederci.